Visto che ti ho portato l'ospite, Ho visto. Buongiorno Doriano Mancin, vice sindaco di Portoviro. Direi benvenuti in Piazza della Repubblica a Portoviro. Mi diceva Renzo che è la più grande piazza del Questa Polesine. qua è una piazza degli anni 30, piazza d'armi. Quindi si vede, no? Stile fascista. Stile fascista, vedi che c'è Da adunate. il Pozzolo dove il podestà esprimeva tutti i suoi pensieri ai balilla qui schierati, e vedete enormità. Anche quando facciamo un evento la gente sembra sempre vuoto, è vero. Invece è piena. Ed è un limite anche però nei tempi moderni, perché non sono cresciuti i porti, sono cresciute quelle attività che apparirebbero più piazza, no? Ma lo scopo era piazza d'armi, quindi abbiamo detto tutto. Sai cosa volevamo parlare? Prima che tu arrivassi, però ci piace coinvolgerti. Alluvione, 68 anni il 14 novembre mi sia stata l'alluvione. E ancora ogni volta siamo, come succede con il Friuli eccetera, ogni anno si ripercorre che nel 51 c'era l'alluvione. Perché non siamo ancora riusciti a superare questo timbro che abbiamo di alluvionati? Lo chiedo a lui, poi dopo me lo rispondi tu. Sì, essere in compagnia di un personaggio di questo tipo non è che succeda tutti i giorni, ragazzi, dico, Ti stai dicendo di me? Sono arrivato, parlo di lui, tu ci sei sempre e lui c'è ogni tanto. Ho provato a vendermela. Fatto bene. E poi sai una cosa che dico sempre, perché lui è stato un grande sindaco, sai, Doroteo. Super Doroteo, ma è stato anche un super sindaco. Sì. E ora sto sempre in giro e dico: sindaco, sempre i capelli sugli occhi. Noi tre, possiamo dire, sempre i capelli sugli occhi. Noi tre. Sì. Ma hai detto un tema che, pur essendo tanti anni che sono passati, che i ricordi ci sono ancora, ovviamente le persone che hanno l'età. Io ero nato proprio nel 51, sono nato nel 51, io c'ero. Non mi ricordo però. Ti ricordi molto? Avevo qualche mese. Però me lo ricordano spesso anche personaggi. Il Saccardin, che è una bravissima persona, ma coincideva con i 50 anni che lui era presidente della provincia e coincideva i 50 anni dell'alluvione. Oh ragazzi, per ricordarla abbiamo fatto i fuochi, abbiamo fatto i fuochi a Barricata e abbiamo fatto i fuochi, non so se ti ricordi, purtroppo mi ricordo. Anche qui davanti al po' tra Taglio di Po e appunto purtroppo mi ricordo. È stata Vai tranquillo. Succede. Però capita, i telefoni servono a questo. Però Sì, il problema disturbano anche. Il problema. Vorrei posarlo da un'altra parte. Lascialo qua, portalo via un buon Apple. Sì. Il problema è che se non superiamo questo sigillo che abbiamo di alluvionati, saremo sempre quelli del Delta. Quindi, siccome abbiamo parlato prima, in teoria ieri, che dobbiamo crescere, che il Delta deve crescere, eccetera, 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 e poi ogni volta ci caschiamo. Esatto. Renzo, cosa dobbiamo fare per superare questo? Sì, questo è il nostro grande problema, perché è anche psicologico. Quindi la cosa che una piccola provocazione. A parte che l'alluvione del 51 viene ricordata più che altro dagli altri, è un problema giornalistico, sai. Sì, però rimane, cioè nel senso che nell'immaginario noi siamo gli alluvionati. Quando arriva un qualsiasi inviato da fuori Rovigo, vanno a vedere, che magari vanno a vedere l'alluvione del 51, che ha segnato una cosa. Allora noi dovremmo fare uno sforzo culturale metodologico. L'alluvione del 51 viene rimossa, non c'è mai stata. Non ne parliamo più. Ti do ragione. Non ne parliamo più. Sono d'accordo, e direi anche che, a parte qualche politico che ogni tanto la ricorda, quindi siamo un po' colpevoli, no? Certo. Abbiamo festeggiato i 50 anni con una cosa che doveva rimanere impressa, e quindi se tu ti eri dimenticato, lo ricordo con i pochi, per dire, no? Ecco, vedi, mi ricordo una cosa però, che l'alluvione del 51, poi quando purtroppo era presidente Saccardin, ma doveva servire a dire: guardate com'era, come siamo diventati.
il confronto doveva essere esclusivamente positivo sul presente, sicurezza idraulica, adesso siamo a posto, siamo una provincia sicurissima, e invece si finiva sempre sulla solita buca, il cinquantone, il filmato, basta. Ma è il territorio più sicuro il nostro, ma cosa è successo in questi anni? Basta. Alluvioni, niente. Ma posso fare un link? Neanche, Basta. siamo un territorio fortunato, si può investire, si è sicuri quando si viene qua. Posso che la rivalutazione del territorio con il parco o no? Perché Certo, non lo diciamo. parlato prima. No, è fatica intervenire con voi due. Prego, scusa. Il link che volevo fare è questo. Nel 66 all'Unione di Porto Tolle cresce dal 66 in su, Sì. però dal 51 al 66, agli anni, però non è stato coincidente con una crescita del delta, quella del 51, anzi è stata coincidente con un'emigrazione tremenda che ha svuotato le nostre città. Porto Tolle 12.000 abitanti o 18.000 è diventa a 10.000, taglio di Adesso Palanche, è sotto 9.000, sotto i 10.000. Noi dobbiamo fare una cosa, siccome ho visto che è esaurito il nostro tempo, noi domani dobbiamo, se riusciamo, approfondire, ti suggerisco questo tema. Perché stiamo andando giù mentre per molti anni siamo stati su, quindi ne approfittiamo per parlare. Il Polesine avrà un futuro? Sì, e per averlo radioso cosa deve fare? grande. È un tema. Noi Ci vediamo. Tanto è uno sprizzetto il nostro, quindi parliamo, Esatto. è un discorso di bar, però meditate gente, meditate. Ci vediamo domani. E se vieni spesso a Portoviejo ci fa piacere, Enzo. E io sono contento di essere venuto a Portoviejo, un italiano sofisticato. Sono venuto a Portoviejo. Grazie Doriano, Arrivederci. è sempre un piacere Buona giornata. trovarti. Grazie a tutti. Ciao Doriano, Ciao, stai ciao. qui con noi.